Sputi, schiaffi, minacce, danneggiamenti è ancora un episodio grave che accade in carcere a Belluno, a Baldenic, nella casa circondariale. Il Corriere delle Alpi all'interno titola così: in carcere minacce e aggressioni a gente all'ospedale, noi abbandonati. Dopo le violenze di agosto, weekend di paura a Baldenic, i sindacati di categoria affermano l'amministrazione intervenga. Il tema è anche in apertura sul Gazzettino di Belluno. Andiamo a vedere l'articolo all'interno. Agente schiaffeggiato, il carcere di Baldenic resta una polveriera. Venerdì sera l'aggressione, poliziotto ferito, il giorno dopo un altro episodio, i sindacati denunciano, il personale è abbandonato a se stesso, ora basta. L'articolo sul Gazzettino è un importante approfondimento a cura di Giovanni Longhi. Sul Corriere delle Alpi la notizia è seguita da PAD, la sigla è questa del giornale Oggi. Weekend di violenza al carcere di Belluno, dice il Corriere delle Alpi. Ancora aggressioni, minacce, danneggiamenti nelle serate di venerdì e sabato. A denunciare gli episodi ancora una volta i sindacati della polizia penitenziaria SINAP, OSAP, USP, CISL, FNS, FPCGL e CNPP, che chiedono interventi urgenti da parte dell'amministrazione penitenziaria. Tutto è cominciato nella serata di venerdì con l'aggressione a sputi e schiaffi da parte di un detenuto della sezione comuni dell'istituto penitenziario bellunese ai danni di un poliziotto che è finito al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni. Aiutato da altri detenuti, l'aggressore ha poi preso di mira i citofoni e il sistema automatico di apertura dei cancelli dell'edificio, distruggendoli. Nel frattempo altri reclusi hanno immobilizzato altri 2 agenti, minacciandoli con armi improvvisate, con oggetti rinvenuti all'interno del carcere, lamette fissate su manici di plastica e ferro. La situazione non è degenerata solo grazie all'intervento tempestivo di numerosi poliziotti che sono stati richiamati in servizio. Capite che la situazione è veramente grave. Non è la prima volta che parliamo del carcere di Belluno e dei suoi problemi. Teniamo anche presente che tra l'altro, insomma, questa struttura con carenza di personale, spazi che andrebbero anche rinnovati, si tratta di una struttura molto vecchia, si è ritrovata anche a dover sostenere il carico non proprio facile, insomma, dei detenuti con disturbi psichiatrici, insomma, tutta una serie di problematiche che richiederebbero un'attenzione particolare sul carcere di Belluno, che invece anche secondo appunto gli agenti manca, non è sufficiente, insomma. Allora, sul Gazzettino di Belluno vi faccio presente però un taglio basso che merita di essere evidenziato su questo tema. Il titolo è questo: l'altra faccia della casa circondariale, reclusi che lavorano, record a Belluno. Sono il 75%, la media è del 10%, capite? Allora, per qualche fatto grave che si manifesta anche proprio a causa della carenza di personale, dobbiamo però registrare la situazione positiva che invece è determinata dal lavoro dentro il carcere. Anche all'interno della casa circondariale di Belluno il lavoro rappresenta un elemento di speranza, dice il Gazzettino. L'obiettivo della cooperativa sociale Sviluppo e Lavoro è quello di favorire il benessere dei detenuti attraverso un loro regolare inserimento nel mondo produttivo. Il Veneto fa scuola perché pensiamo a Padova, dove è particolarmente attiva la cooperativa Giotto, che si occupa proprio dei detenuti e del lavoro di alta qualità che in carcere viene prodotto soprattutto nel campo della pasticceria, ma non solo. L'articolo 27 della Costituzione italiana, dice l'articolo, stabilisce la funzione rieducativa della pena. Il quarto articolo invece ricorda che il lavoro è un diritto e un dovere. Questi principi prendono corpo all'interno del carcere di Baldenic, soprattutto grazie alla collaborazione con la cooperativa sociale. Attualmente sono circa 45 i detenuti impegnati in diverse attività lavorative negli ambiti della produzione, dell'assemblaggio, ma anche del controllo qualità. Sono attività di precisione
ma di semplice assimilazione, spiega il presidente Gianfranco Borgato. Come vi dicevo, salto ai numeri, il carcere di Belluno è in Italia il più virtuoso da questo punto di vista. Se la media nazionale dell'occupazione all'interno di un carcere è circa del 10%, a Belluno si arriva al 75%, considerando anche i 20 dipendenti che lavorano nell'amministrazione, e c'è la foto di Gianfranco Borgato, che è il responsabile di questa cooperativa, che può snocciolare questi numeri assolutamente di rilievo e di importanza per quello che riguarda il carcere di Belluno. Vi dicevo che questa notizia è anche sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Le notizie che vengono dal carcere, vedete qui la testata di oggi, che è martedì 1° ottobre, Santa Teresa tra l'altro, auguri a tutte le Terese. L'articolo di apertura: rivolta in carcere, agente ferito, minacce e danni. C'è un riquadrino incastrato qui che non c'entra nulla, ma è sotto questo titolo: anche i pescatori dicono di no al Vanoi, progetto che penalizza i territori. La Federazione dei Bacini di Pesca del Bellunese dice no alla diga del Vanoi, che potrebbe essere eretta tra il Veneto e il Trentino. I pescatori dicono si tratta di un progetto che penalizza i territori, depaupera gli ambienti fluviali e mette a rischio la fauna ittica. Qui dietro deve esserci un business pazzesco da parte di chi vuole costruire, perché all'inizio si è detto che doveva essere per rifornire di acqua la pianura, poi è stato detto che poteva essere pensato come un bacino di laminazione. Insomma, lo si vuole fare. E i timori sono grossi, perché potrebbero, al di là del danno ambientale, potrebbero succedere guai grossi. Allora, temone approfondito da Federica Fant, che salutiamo, ciao Federica, a pagina 7 del Gazzettino. Asilo nido, c'è posto per 1 su 3, situazione drammatica nel capoluogo, 115 richieste, ma la disponibilità è molto inferiore. Feltri in proporzione sta meglio. Allora, ci diciamo 1000 volte della necessità di dare un sostegno alle famiglie che hanno bambini, perché i genitori devono poter lavorare entrambi, però la famiglia deve essere mandata avanti lo stesso. Ecco, se poi guardiamo questi numeri, ti viene da dire di cosa stiamo parlando, insomma, se alla fine c'è posto per 1 su 3 a Belluno città. Quindi per chi dovesse trovare lavoro a Belluno, c'è il problema che non si trovano alloggi. Se si trovano a prezzi molto molto elevati. Una volta che uno trovasse l'alloggio per venire a lavorare qui e volesse piazzare, diciamo così, un bambino all'asilo per poter andare a lavorare tranquillo, dovrà fare i salti mortali per trovare posto, e non è detto che lo trovi. Capite che insomma sicuramente dobbiamo lavorare su questi problemi. Nido comunale, 115, vi leggo il lancio di Federica Fant. Nido comunale, 115 bimbi in attesa, ma le risposte date ieri in Consiglio Comunale non aiutano a superare l'impasse. A Feltre ci sono più posti che a Belluno, a fronte di 2/3 di popolazione, per non parlare di Sedico e altri territori. Il Comune deve essere più presente e fare di più. Lo ha detto la consigliera comunale del PD, certo opposizione, Maria Teresa Cassol, ma snocciolando i numeri, che assieme al consigliere di Valore Comune, Riccardo Sammaria, ha portato il caso in Consiglio Comunale ieri a Palazzo Rosso, in cui si è parlato anche della carenza di insegnanti di sostegno. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha parlato di un boom di domande quest'anno per la buona reputazione del nido comunale e le sue rette estremamente accessibili, e questa è una risposta che dà comunque un quadro positivo, però bisogna sicuramente potenziare. Secondo la consigliera Cassol non ci sarebbe la presa di coscienza del problema, è una questione di pari opportunità. A Belluno il 65% della popolazione femminile lavora. Allora, la foto centrale oggi il Gazzettino la dedica ai carabinieri. Sono stati presentati in caserma a Belluno 4 nuovi ufficiali nella caserma del comando provinciale. Il titolo, in mezzo c'è il comandante Pigozzo provinciale, il titolo è questo: Carabinieri, la squadra per i giochi. La presentazione dei nuovi 4 ufficiali dei carabinieri, Longhi che se ne occupa a pagina 2, carabinieri, ecco la squadra olimpica, ha presentato i 4 nuovi ufficiali destinati a coordinare sicurezza e prevenzione del territorio prima e durante i giochi. Vi dico i nomi, sono Alessandro Starace alla guida del reparto operativo, Giovanni Meriano,
Francesca Tilocca e Andrea Caminiti. Questi i loro nomi, c'è un lungo articolo di Longhi che racconta appunto delle scelte di queste, con i curricula di questi personaggi. In basso la notizia che non ti aspetti, vedete, il buon Zaia che col pollice alzato e il cartello delle Olimpiadi di Milano Cortina sorride. Il titolo è questo: Zaia diventa maestro di sci ad honorem. Venerdì la cerimonia, venerdì viene premiato il presidente della regione con questo riconoscimento, viene appunto, diventa un maestro di sci ad onore. Vabbè. Allora, tornando alla prima pagina del Gazzettino, volevo farvi vedere, a proposito di comune e di dialogo in consiglio comunale, eccetera, eccetera, di equilibri, c'è questo trafiletto, andrebbe approfondito, qui non abbiamo tempo. Bonetti a pagina 5, Forza Italia fa tremare la maggioranza, tanto tonò che piove. Dopo settimane in cui i gruppi di maggioranza, come il Patto per Belluno o altri componenti civici che sostengono il sindaco Oscar Del Pellegrin, hanno bocciato l'operato della giunta, ieri lo hanno fatto anche con il voto sullo stato di attuazione del documento unico di programmazione. Ben 4 consiglieri di maggioranza che non hanno esponenti in giunta o nelle partecipate, Forza Italia e Patto per Belluno, si sono astenuti, cioè non hanno detto ci va bene. Un chiaro messaggio al sindaco, insomma è un voto di astensione, all'interno della maggioranza è un voto di protesta, chiarissimo, insomma, vale come un votar contro, insomma. Feltre condannato, uno stalker di 90 anni. Avevano acquistato la villetta dei loro sogni, quella casa a Zermen in comune di Feltre era il luogo ideale per una famiglia con genitori e 2 figlie, delle quali una ancora adolescente, ma quella scelta si è trasformata in un incubo per un vicino che li perseguita. Ieri l'uomo, un novantenne, che non si era fermato neppure dopo essere stato ammonito dal questore, è stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione. E il 10 ottobre a un altro procedimento. Bonetti a pagina 9. È giusto sapere che se le Olimpiadi dovessero generare un passivo ci rimetterebbero i cortinesi. L'articolo di Bona durante il consiglio comunale. Ciao Marco. La minoranza ha esposto per prima le preoccupazioni su eventuali deficit dovuti agli investimenti olimpici. L'amministrazione Pezzana partecipa per il 7,14% alla Fondazione Milano Cortina che organizza i giochi, è la stessa percentuale del Comune di Milano, che pure ha capacità economiche e finanziarie ben diverse. E la risposta del sindaco Lorenzi non nega gli stessi timori. Non c'è ancora la sicurezza di una garanzia che ci è stata preannunciata in un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dicono che le garanzie ci sono, ma vedremo, vogliamo verificare. Quindi insomma l'opposizione ha fatto un'osservazione costruttiva, tant'è che il sindaco sostanzialmente ha dato ragione. Longarone Fiere ha approvato l'aumento di capitale, comune, provincia e Camera di Commercio soci alla pari. Questo, come vedremo tra un attimo, è anche il titolone sul Corriere delle Alpi in prima pagina. Ieri a Palazzo Piloni il Consiglio provinciale ha approvato la ricapitalizzazione di Longarone Fiere. Il Consiglio provinciale ha votato a favore a maggioranza con il gruppo Futura Centro-Sinistra Bellunese che si è astenuto per mancanza di informazioni dettagliate sul business plan. Lasciamo la prima del Gazzettino e saltiamo alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Adesso ci arrivo, eccoci qua. Vi dicevo che è il titolo di apertura. Bilancio Longarone Fiere, provincia e comune danno il via alla ricapitalizzazione da 800.000 euro, quasi 1 milione in più vale Longarone Fiere. I 4 soci principali detengono l'87% delle quote, però non tutti hanno partecipato al rifinanziamento. Questo in qualche modo redistribuisce i carichi nell'assetto sociale e ne risulta un maggiore peso per la Regione del Veneto e per la Camera di Commercio. Con l'aumento di capitale cambiano le partecipazioni societarie dei soci di Longarone Fiere. Il Consiglio provinciale ieri ha approvato la ricapitalizzazione da 800.000 euro, suddivisa tra Comune di Longarone, Provincia, Camera di Commercio, 195.000 euro ciascuno, e Veneto Agricoltura che ci mette 214.000 euro. Tutti gli altri soci non verseranno 1 euro in più, diminuendo però la partecipazione. La manovra, ha precisato il sindaco Padrin, servirà a rilanciare Longarone Fiere e renderlo più rispondente ai tempi, ha precisato Padrin.
A fianco Titoletto, il parere dei sindaci sulla possibilità di fusione delle unioni montane in provincia di Belluno. Prima dei tagli vanno stabilite le loro funzioni. Fondi agli Atenei Scure di Roma e il Veneto viene colpito, si salva Padova. Belluno, maggioranza spaccata in consiglio, l'abbiamo detto prima, in carcere a Belluno c'è il lancio sull'aggressione e l'agente è finito in ospedale, ma volevo farvi vedere la prima pagina, la foto di prima pagina del Corriere delle Alpi. Lo vedete questo enorme mucchio di rifiuti, dico enorme perché dietro ci sono le persone e si ha la misura precisa della grandezza di questo mucchio di mozziconi di sigaretta. Il bottino dei volontari, una montagna di mozziconi, mozziconi di sigaretta, dice la didascalia, ammassati sopra un nylon. L'impresa di 16 volontari ha ripulito il centro città. Questo è un segno di civiltà da parte dell'impegno dei volontari, che si sono rimboccati le maniche, sono persone qualunque, e dall'altra ci restituisce l'immagine dell'inciviltà di chi getta a terra i mozziconi, e a quanto pare sono tantissime persone che fanno questo gesto, che veramente sarebbe ora di, così, come si dice, specchio di un atteggiamento verso l'ambiente, verso il rispetto per gli altri, che è assolutamente da cambiare. Allora io vi ringrazio per l'attenzione, per aver seguito anche oggi questa nostra rassegna stampa di martedì 1° ottobre. Oggi rassegna stampa di Radio Piave in Blu, condotta come sempre da noi giornalisti dell'Amico del Popolo. Ringrazio anche per i commenti che mettete sotto questa rassegna stampa, in particolare ringrazio e saluto i nostri fedelissimi, e niente, vi auguro un buon martedì. Seguiteci su www.amicodelpopolo.it e ovviamente su Radio Piave. Ciao a tutti, grazie da Luigi Guglielmi.